Grazie Presidente, buongiorno anche ai sindaci che oggi rendono un po' più interessante questo Consiglio regionale. Io non vorrei, interrompere il clima di idillio che c'è oggi per celebrare questo passaggio importante, però mi rivolgo soprattutto ai sindaci, a chi oggi ci ha spiegato come può essere importante aderire a questo organismo, che troppo spesso in questi anni il CAL è sembrato appunto un luogo, una sorta di rito attraverso il quale si deve passare per arrivare in quest'Aula. Allora mi rivolgo al Presidente e al Vicepresidente che saluto con particolare affetto e agli altri esponenti del CAL. Sempre che non ve lo debba spiegare perché lo sapete meglio di me, la politica è uno spazio da occupare, non è un luogo che viene concesso. E io credo che il CAL debba interpretare la propria funzione in questa logica. Perché se noi pensiamo che la vostra funzione sia esclusivamente quella di dirvi come la pensate rispetto alle proposte che noi facciamo, certamente svolgete una funzione utile, ma io credo non sufficiente rispetto all'importanza che anche la riforma del 2001 della Costituzione rivolge a questo luogo di confronto e di consultazione permanente. Per cui l'esercizio della funzione legislativa, che per legge è assegnato ovviamente ai consigli regionali oltre che al Parlamento, e l'esercizio della funzione amministrativa, che spetta più propriamente ai primi cittadini, in realtà si confondono e si fondono dentro l'espressione del parere del CAL. E quindi lo dico perché anche con la consigliera Cestaro ci siamo più volte interrogate su questo. Vi invito a prendervi più spazio nella discussione, nel contributo che potete dare al lavoro che poi noi facciamo qua dentro, perché la stragrande maggioranza dell'attività legislativa del Consiglio regionale è rivolta in un principio di sussidiarietà verso il basso, quindi molto spesso ci occupiamo di questioni che vi riguardano e molto spesso ci manca il punto di vista degli amministratori locali. Vero che molti qua dentro lo hanno fatto in passato, vero che noi qua però svolgiamo un'altra funzione. E da questo punto di vista vi invito anche a riprendere il luogo politico e il ruolo politico, non partitico, non di parte inteso, ma dovete esercitare invece pienamente il ruolo politico che al CAL viene assegnato dalla riforma del 2001. Da questo punto di vista ovviamente chiedo alla Presidenza del Consiglio e al Consiglio regionale tutto di assumersi la responsabilità di stare dall'altra parte e quindi di svolgere anche una funzione con maggior convinzione di confronto e di raccordo con il CAL. Sono moltissimi progetti di legge, adesso penso al bilancio che è quello più articolato, ma rispetto al quale ci sono una montagna di ricadute sui territori, ma ci sono moltissime altre leggi, penso a tutte quelle che interessano la quinta commissione o a quelle che interessano la Commissione Ambiente, in particolare in riferimento alla questione del consumo di suolo del territorio, che impattano direttamente sui comuni e soltanto chi ha la conoscenza specifica del proprio territorio può dare una mano a noi a costruire leggi che intanto si capiscano e che poi siano utili a risolvere i problemi. Perché è un po' facile fare gli amministratori locali quando si è in questo Consiglio regionale annunciandolo, è molto meno facile dare una mano davvero a risolvere i problemi che sui territori i primi cittadini hanno e qua veramente fuori di retorica, essendo il presidio primo a cui i cittadini e le cittadine si rivolgono. Quindi congratulandomi ovviamente per il nuovo corso del CAL che speriamo possa essere proficuo, spero che anche dalla riunione di oggi, dall'incontro di oggi, emerga una maggior consapevolezza reciproca rispetto al fatto che la consultazione o il parere degli enti locali non sono una formalità a cui siamo comunemente chiamati, ma deve essere invece uno spazio politico da riempire per rendere più efficace l'azione che insieme possiamo fare.